Ma vedi che c'è anche te la borraccetta, è che tu sei avanti, io ormai sono ridotto ad avere tipo la bottiglia tipo di acqua sempre pronta, ma comunque secondo me tu sei l'icona di uno perseverante, cioè io da quando ti conosco, no? Tipo tu hai sempre avuto questa parte, no, legata alla crescita personale, legato comunque allo sviluppo sia fisico che psicologico, ed è figo perché alla fine ti ho visto in tante vesti diverse, professionalmente, però cazzo, batti sempre, è bello perché stai arrivando a fare esattamente la roba che ti piace, quindi sei di Sì, mi ero ispirazione. detto che ci sarei arrivato a 40 anni, poi a 45, adesso sto puntando ai 50. Ce la facciamo stavolta, eh? Però ci sta perché alla fine tipo è quell'equilibrio di età, perché tipo puoi essere saggio, ma allo stesso tempo puoi essere un po' giovincello sotto certi tipi di ragionamento, no? Quindi ci sta perché ti piazzi proprio a metà via. E avevo letto tra l'altro un articolo di Oriana Fallaci, mi pare, qualche giorno fa, sul discorso della bellezza di avere 30 anni. Adesso tu hai qualche anno in più, però la roba interessante è che diceva che praticamente a 30 anni tu non sei né un adulto, cioè inteso come quello che ormai ha tutta la strada, diciamo, chiara davanti a sé, ma dall'altra parte non sei neanche più quel giovincello, cioè anzi, non sei neanche così esperto per avere già tutte le vie davanti a te chiare o precluse, no? Cioè tipo, puoi ancora scegliere che cosa fare. Questo 30-35 anni è una bella età, secondo me. no, è figo perché effettivamente mi faceva pensare perché, cioè, effettivamente comunque è un bel punto di vista. Cioè, sei come tipo arrivato in una sorta di percorso in cui comunque puoi ancora decidere tanto e dall'altra parte però inizi ad avere anche un pochino quell'esperienza per iniziare a capire magari quello su cui sei un pochino più forte, quello su cui magari sei un pochino più debole e quindi è un ottimo, cioè secondo me è come essere tipo sopra una collina, cioè devi ancora scollinare dalla parte diciamo delle cose un pochino più chiare, più ovvie, però comunque se hai fatto un percorso inizia ad essere interessante per appunto per la posizione in cui sei, proprio dal punto di vista proprio riflessivo, no? E anche se quindi di carriera lavorativa, affetti familiari, quindi è interessante, no, tipo dai, è una bella età per adesso che ci deve arrivare, secondo me comunque è interessante. Su questo tema qua ci sono dei ragazzi anche che fanno tipo dei video su YouTube che hanno tipo 15-16 anni e sono più lungimiranti di gente di 40, cioè tipo effettivamente secondo me tipo ci sono persone che hanno un certo tipo di approccio proprio in generale e altri invece che neanche a 90 anni secondo me arrivano ad una conclusione, ci hanno vissuto un po' diciamo per entropia, cioè sono arrivati lì e basta. È quello... Magari se credi nella reincarnazione si faranno 700-800 reincarnazioni. fino ad arrivare in una posizione. Magari mediamente con 100 insomma arrivi, no? Cioè, sono quelli che se la prendono comoda, dicono "Oh, Sì, sì, alla grande, alla grande. Arriviamo un attimino a quello che volevamo, cioè che avrei piacere a confrontarmi con te oggi. Intanto sono molto felice di fare questa chiacchierata assieme, perché appunto come ti anticipavo qualche minuto fa sono molto felice per il tuo percorso che stai facendo e ti reputo appunto una persona che in verità secondo me studia ancora tanto e comunque si documenta tanto e secondo me non c'è niente di più bello di confrontarsi con uno che non ha la verità in mano ma appunto cioè, riflette su quello che fa, riflette sulla sua posizione e quindi avevo un attimino piacere a confrontarmi con te su temi che sono da un certo punto di vista banali, perché banali inteso come tutti li danno per scontato, cioè tipo crescita personale, cambiamento, riflessione, che sono tutti anche argomenti abbastanza trattati in maniera diversa, no? Chi con più leggerezza, chi con un aspetto più religioso, chi con un aspetto più scientifico, quindi è sempre interessante come dire, vedere anche diversi lati dello stesso contenuto. A me piacerebbe fare un ragionamento con te, anche dato il momento storico che sicuramente è molto particolare e come un momento diciamo intenso, non dico che è brutto, bello, forse un po' difficilotto, ecco, difficile potrebbe essere un termine giusto, di certo non è aumentata la facilità, però il concetto è che spesso io mi trovo un pochino a riflettere appunto al di là dell'aspetto lavorativo anche su dove sono arrivato come persona, no? E appunto oggi mi piacerebbe un attimo confrontarmi con te se tu ti sei mai domandato, spero di sì, ma sicuramente nella tua carriera o nel tuo percorso, insomma, sicuramente ti fai alcune domande molto più profonde di quello che potrei farmi io, ma in generale se ti sei mai documentato o se ti sei mai domandato appunto, fatto domande su tutto quello che è il mondo della felicità. Cioè felicità, che è un termine che tra l'altro è super etereo, cioè è anche difficile dargli una definizione, no? Cioè tu puoi essere felice al lavoro, puoi essere felice in famiglia, puoi essere felice nell'ambiente, però effettivamente è una cosa che secondo me
io stesso non mi sono mai documentato esattamente su che cos'è la felicità. E quindi mi piacerebbe, insomma, che mi aiutassi in questo percorso, comunque, insomma, a risolvere questo primo mio problema, che è appunto darmi qualche informazione in più, perché sono sicuro che appunto nel tuo percorso l'hai affrontato più volte, su cos'è magari per te la felicità. Sì, beh, intanto grazie Andrea, sono contento anch'io di fare questa chiacchierata con te, sono sempre felice quando mi inviti e quindi sono io che ringrazio te. Tema della felicità, sì, è un tema che effettivamente può sembrare quasi banale, no? Cioè la felicità, vabbè, è una cosa scontata. È una cosa scontata, però effettivamente secondo me non è così banale, tanto che anch'io mi sono chiesto diverse volte, ma cos'è la felicità in generale e cos'è invece la felicità magari per me? Perché la felicità di fatto è qualcosa che cerchiamo tutti secondo me, cioè chi è che al mondo non vuole essere felice? Cioè tu trovi una persona che ti dice io sono contento di fare un'altra cosa, per me la felicità non serve. Ognuno vorrebbe essere più felice o vorrebbe essere felice. Poi se prendi il periodo che stiamo vivendo adesso, a maggior ragione è un periodo, se vuoi, un po' difficile e quindi parlare di felicità forse può avere ancora più senso. Per me, per esempio, ha molto senso perché io la felicità la associo come immagine al sorriso. Ok. Una delle immagini che per me rappresentano la felicità è quella del sorriso. In questo momento non poter vedere i sorrisi delle persone, perché magari abbiamo la mascherina e ce l'abbiamo per un sacco di ore al giorno, soprattutto nei momenti in cui siamo fuori casa e quindi incrociamo altre persone, a me dà proprio fastidio non poter vedere il sorriso delle persone e mi dà ancora più fastidio che loro non possono vedere il mio. Anche non lo so, semplicemente entri in un bar per prendere un caffè, cioè caspita, quello scambio di sorrisi che c'è nel momento in cui tu entri, buongiorno, sorriso, caspita, a me quello manca e questa mascherina di fatto ci sta privando un po' anche di questo. Poi devo dire che il momento è un po' critico, sono d'accordo con te, però è anche vero, cioè io me la sono venduta un pochino così, forse me la sto addolcendo un po', no? Però secondo me nei periodi quelli più critici noi facciamo i salti più importanti. Cioè se io penso a quando ho fatto degli scattini di consapevolezza, li ho sempre fatti in momenti molto difficili. Io per fortuna non ho mai subito magari lutti per persone vicine a me, però conosco persone che mi hanno detto, sai, per esempio in un momento di lutto, in un momento di cambiamento importante, nel momento in cui mi sono ritrovato da solo, lì ho fatto quello scatto che non avevo fatto prima. E quindi credo che questa possa essere anche un'occasione, se vuoi, per fare un po' tutti quanti uno scatto anche di consapevolezza, per rivedere anche quelle cose che davamo un po' per scontate prima. Poi se andiamo a vedere cosa dice Wikipedia sulla felicità, ti dice che la felicità è lo stato d'animo positivo di chi ritiene soddisfatti i propri desideri. E questa per l'amor del cielo può essere una definizione. A me però è piaciuta di più una definizione che ho letto, è di Martin Seligman. Martin Seligman è uno dei padri fondatori della psicologia positiva, che è, diciamo, una corrente della psicologia recente. E Martin Seligman, nei suoi studi, grazie ai suoi studi, arriva a dire che ci sono 3 tipologie di felicità. Io te le racconto e tu mi dici se ti torna un pochino, volentieri. perché abbastanza. Allora, lui dice c'è la felicità legata alle emozioni positive, cioè la chiamano un po' la felicità hollywoodiana, cioè la felicità legata alle emozioni forti, tipo non lo so, fai un giro in Ferrari, caspita sei felice, Esatto, ti butti il bungee jumping, wow, sei felice. E sono queste felicità di picco che però sono tanto intense ma poi svaniscono anche molto velocemente e ti danno un po' di dipendenza, nel senso che dopo che hai fatto il giro in Ferrari, quando fai il secondo giro ti fa già un po' meno felice rispetto al primo, quindi vorresti farlo con una Lamborghini Diablo e poi sempre di più. E quindi è quella felicità che continui a rincorrere perché ti è data da emozioni forti che passano velocemente.
E quindi secondo me questa non è la vera felicità. Ok. Poi c'è la felicità legata al fatto di esprimerci al meglio. Ecco, tu sei un fotografo, io sono sicuro che nel fare il tuo lavoro, magari non ogni giorno, non in qualsiasi momento, però siccome tu so per certo che fai quello che ti piace, nel momento in cui fai il fotografo, sono sicuro che vivi dei momenti di felicità. Quei momenti, se vuoi, che vengono definiti momenti di flusso, di flow, Esatto. cioè quando sei perfettamente allineato con quello che stai facendo, stai manifestando, se vuoi, un tuo talento, una tua capacità. E non so se a te capita mai, però credo che possa essere, no? Sì, diciamo che è quel momento in cui ti senti di essere al posto giusto, nel momento giusto, e soprattutto non devi fare neanche uno sforzo così eccessivo per fare le cose. Cioè, sembra quasi come essere una specie di fiume naturale, no? Tu semplicemente segui la corrente, fai quello che ti viene, ma non è... Tra l'altro, io quando mi capita appunto di essere in questo stato, la cosa divertente è che non ragioni neanche sulle cose che stai facendo. Cioè, tu vai quasi col pilota automatico a volte che appunto in verità tipo è positivo e negativo, perché chiaramente dopo ci sono dei problemi, devi essere subito attento a risolverli, però è molto interessante perché non c'è questo sforzo di pensiero, sei proprio concentrato anche sul viverti quel momento lì. E la cosa interessante secondo me è più quella, cioè più che magari appunto non pensi più ai tecnicismi, cose, ma sei concentrato lì, cioè sai che sei lì, ed è molto interessante. Guarda, l'hai spiegato benissimo ed è proprio il motivo per cui questa felicità è quella che è collegata con quello che viene chiamato lo stato di flusso, no? Quindi tu hai detto, è come se tu fossi in un fiume, no? Vai e tra l'altro pensi anche poco. A me mi piace pensare che in quei momenti là non stai facendo una cosa, sei quella cosa. Ok. Sei così dentro, ok, che tu sei diventato ciò che stai facendo. E quindi tu non fai il fotografo, tu in quel momento sei il fotografo. Sì. Veramente è un'incarnazione di ciò che stai facendo e di solito questa cosa ci capita e come dicevi anche giustamente te, si perde anche un po' la cognizione dello spazio e del tempo, cioè sono quei classici momenti dove guardi l'orologio e dici Madonna, sono passate 2 ore e non me ne sono neanche reso conto. Esatto. Perché talmente nel flusso stavi facendo una cosa che aveva il giusto livello di sfida, cioè non era semplicissima, non era banale per annoiarti, ma era anche in linea con le tue capacità e quindi proprio nel fiume. Esatto, e poi non c'è quel livello di stress aggiuntivo, cioè perché comunque sei sempre effettivamente sotto un piccolo livello di, diciamo, di stress, no? Quindi comunque sei attivo, ma te la godi proprio ed è molto piacevole. Esatto, e quello secondo me è già un buon livello di felicità, nel senso che quella io la vedo già come una felicità, se vuoi, che mi appartiene un po' di più e a cui tendo più volentieri. Quella hollywoodiana di prima, okay. Un po' meno. meno. E poi Seligman dice c'è l'ultimo livello di felicità, quello il più pieno, che è quello legato invece a dare senso alla propria vita, cioè nel momento in cui tu riesci a dare un senso alla tua vita e quindi a rispondere alla domanda ma io che cosa ci sto a fare qui? Okay. E quando tu riesci a rispondere a quella domanda lì e inizi a fare a fare cose che sono allineate con ciò che tu sei venuto a fare su questa terra, poi qui si potrebbero aprire parentesi gigantesche, un po' religiose, spirituali, trascendenti, queste cose qua, però effettivamente quando tu trovi la tua strada, se vuoi, ecco che lì sei in uno stato di felicità ancora più piena. Però non è che a volte si pensa che quando si è felici in questo stato, no? Poi non ti succede più niente, non sei più triste. Questo non vuol dire che in realtà, come diciamo prima, magari se c'è un lutto in famiglia, non è che perché tu sei in questa condizione qua sei sempre contento. In realtà la felicità io la vedo più come una sorta, questo tipo di felicità la vedo più come una sorta di equilibrio che ti consente in tutti i momenti della tua vita comunque di sentire meno le eventuali sberle che la vita ti può tirare. Quindi non è che sei in una condizione tipo il Buddha dove è sceso, non tocca più niente. No, allora, secondo me, anche in questa condizione di felicità così piena, quando hai dato risposta a quella domanda,
che è la domanda a cui tutti tendono, sei comunque in una condizione dove le cose della vita, certo che ti toccano, però ti toccano in una maniera tale per cui tu comunque non esci mai troppo dal tuo equilibrio. Ok. E questa cosa, secondo me, è figa. Sì, sì, sì. Cioè, questo tipo di felicità non solo ti fa stare bene, ma ti mette in una condizione di equilibrio tale per cui anche le condizioni un po' negative della vita non ti danno quella sberla, non ti buttano a terra come ti butterebbero in una condizione normale. Sì, è quasi una sorta di armatura, cioè è una cosa che diciamo che ti copre e ti effettivamente ti preserva, ti ottimizza magari in certi momenti, che ti permette di dare il meglio, però a volte appunto ti difende magari effettivamente quando ci sono i problemi che comunque capitano durante tutti i giorni, insomma, quindi è abbastanza anche, come dire, non corretto dire appunto puoi raggiungere lo stato di felicità perenne tutti i giorni, perché forse a quel punto lì non sarebbe neanche più felicità, sarebbe forse anche quasi pazzia, perché non sarebbe più neanche un vivere corretto, perché effettivamente tra l'altro un pensiero che ho io molto spesso è che la felicità è una cosa che tu apprezzi tanto anche quando c'è qualche momento di sfortuna. Cioè comunque è sempre un'altalena, no? Ed è giusto accettare che esistono anche dei momenti un pochino più bassi per, tra virgolette, godersi di più il momento in cui andrà tutto bene. Quindi cercare sempre un pochino di apprezzare ed accettare un pochino quello che succede. Stavo facendo una riflessione mentre mi parlavi appunto su tutto questo tema qua, se la felicità in verità è una specie di insieme con tante cose dentro. Cioè forse non è un'emozione, diciamo, generalista, no? Come tipo dire gioia, come tipo dire rabbia, ma forse felicità è un insieme di tante caratteristiche che si vanno a sommare, che vanno a creare appunto questo stato, ma non è identificabile forse come una semplice sensazione a quel punto lì. Non so se sei d'accordo. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Qua mi viene in mente invece, diciamo, un approccio, se vuoi, anzi, 3 approcci diversi, proprio per seguire un po' quello che dici tu, perché sono d'accordo con te sul fatto che la felicità non è una cosa, è un insieme di tanti pezzettini, no? E qui mi viene in mente delle cose che leggevo tempo fa e avevo letto 3, se vuoi, ricercatori diversi che avevano scoperto delle cose interessanti sulla felicità. Il Ok. primo, un po' vecchiotto, è Aristotele. E Aristotele diceva che lo scopo ultimo della vita terrena è il raggiungimento della felicità attraverso l'autorealizzazione di sé, e questo fa un po' il paio con Seligman. E quindi, diciamo, anche qui autorealizzare se stessi non è un on-off, cioè è un'evoluzione continua, è mettere assieme tante cose, perché per esempio la nostra autorealizzazione vuol dire magari autorealizzazione in ambito professionale, ma anche in ambito personale. Esatto, tante cose. Trovare degli equilibri giusti è come se dovessi sistemare tante levettine, ok, e trovare il giusto mix. Quindi non è una cosa che è accesa o spenta. Esatto, E ok. quindi Aristotele, secondo me, ci aveva visto giusto già a quel tempo. Poi c'è un'altra ricercatrice, che è una ricercatrice americana, che si chiama Sonia Lyubomirsky, è un nome che non riesco mai a dire bene, però spero che si sia capito un po'. Se no la E mettiamo lei... nei sottotitoli, eventualmente scriviamola. magari, esatto. E lei è una ricercatrice proprio sul tema della felicità, una ricercatrice americana, e lei dalle sue ricerche scientifiche ha scoperto che la felicità, fatta 100 la felicità, c'è una componente pari al 50% che è di natura, se vuoi, genetica, cioè nasciamo con una propensione un po' più verso la felicità o un po' meno verso la felicità, e su questo 50% dice lei ci puoi fare poco. Poi c'è un 10%, e qua mi ha stupito, c'è un 10% di felicità che è influenzata dall'ambiente esterno. Io pensavo tanto di più, cioè che noi fossimo... È poco effettivamente, perché io effettivamente penso che sei un po' la media delle persone che ti circondano, e il 10% è poco, perché tu effettivamente, cioè su tanto è un numerino piccolino come influenza, ok? E poi dice il 40%, che comunque è una bella fettona grande, non è il 50% di prima, ma quasi, dipende da noi. Cioè dipende da qualche cosa su cui possiamo intervenire direttamente noi, tipo i nostri pensieri. Cioè decidere se vogliamo vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto o mezzo pieno.
oppure che tipo di relazioni vogliamo portare avanti nella nostra vita. Quindi in questo 40% c'è un concetto di: se fai fatica, se ti applichi, ok, questo 40% può diventare felicità. Quindi non abbiamo più tanti alibi nel dire vabbè, ma sai, io vivo qua, io vivo là, ma il mio contesto è questo, perché in realtà il nostro ambiente, il nostro contesto, le nostre relazioni pesano solo per il 10%, quindi inutile dire no perché il lavoro che ho è una merda e allora io sono infelice per quello. No, caro, perché quello pesa per il 10%. Ok. C'è una componente genetica, va bene, lo posso anche accettare, che geneticamente io possa essere più o meno portato, però io su quel 40% ci posso lavorare e quindi giù ad allenarsi, secondo me. Cioè, nel senso, lì dipende da te. E poi c'è l'ultimo approccio, l'ultima visione, che è di un altro psichiatra americano che si chiama Robert J. Baldinger, e lui ha fatto una cosa che secondo me è un'altra figata. Lui per 75 anni ha seguito oltre 700 persone, cioè, ok, quindi praticamente tante. le ha viste crescere, esatto, e ha fatto questa ricerca che si chiama Grant Study, dove appunto lui ha monitorato queste persone per 75 anni, vedendo come evolvevano sulla base appunto del concetto di felicità, no? Okay. E la cosa che ha scoperto è che le buone relazioni sono la cosa principale che garantisce alle persone buona salute e uno stato di buona felicità, cioè uno stato di felicità. Che poi mi sa che ha fatto un intervento anche al TED, se non sbaglio, perché sono sicuro di aver visto un video che era super figo, perché appunto c'era questo campione esagerato in cui, se non sbaglio, c'erano bimbi, adulti, vecchi, ci aveva seguito queste, che poi forse qualcuno l'aveva preceduto anche su queste ricerche, non mi ricordo se era partito da zero o cosa, però era veramente interessante. Per TEDx, super interessante. E la cosa interessante, se pensi, che ci dice lui, e anche lui sono studi scientifici alla fine, cioè dice: curate le vostre relazioni, cioè curate, pensate, tenete di conto quando state con delle persone, non sceglietele a caso, cioè non passate il vostro tempo socializzando così con la prima persona che capita, perché la qualità delle vostre relazioni è qualche cosa che ha un peso determinante sulla vostra salute e sulla vostra felicità. Che poi sono cose chiaramente collegate. Sì, perché allora noi siamo comunque una cosa unica, quindi allora a me piace pensare che la persona non sia soltanto un corpo. Esatto, o solo spirito. Esatto, e non è neanche soltanto spirito, perché viva Dio, cioè un corpo ce l'abbiamo e quindi credo che ci sia dato per qualche cosa. Quindi una persona per me, se vuoi, è la somma di 3 cose: di un corpo, di una mente e di uno spirito. E quindi bisogna gestire nella maniera corretta entrambe le cose. Ecco che per esempio le relazioni sono sicuramente qualche cosa, sono d'accordo con lui, che hanno un peso, un grandissimo peso, cioè passare del tempo con persone con cui stai bene ti riempie la vita, c'è poco da fare. Come magari ti toglie energia, ti toglie serenità, ti toglie felicità stare in ambienti invece dove non stai bene, dove ci sono delle relazioni disfunzionali, se vuoi, quindi ce ne accorgiamo tutti i giorni. Chiaro, sì, o la classica persona un pochino velenosa che, per quanto li vuoi bene dal punto di vista proprio di sentimenti e tutto, comunque ti attira o ti tira giù su un certo tipo di stato emotivo, e quindi effettivamente tipo le persone hanno un'influenza gigantesca anche banalmente su come pensi, cioè non solo sul tuo stato di felicità, no? Ma anche proprio sull'influenza proprio sulla tua psiche. Cioè io effettivamente mi sono trovato parecchie volte ad essere felice, entrare in contatto con determinate persone e uscirne veramente martoriato. E questa cosa qua, secondo me, per quanto uno è forte, effettivamente tipo ci sono persone che comunque ti contaminano in positivo, chiaramente, o in negativo, quindi effettivamente è una cosa importante anche questa da tenere a mente. Sì, se noi ci pensiamo, ogni giorno incontriamo delle persone che ci lasciano con
una sensazione di maggiore energia, una Esatto. sensazione di maggior piacere. Anche se magari ci abbiamo passato assieme del tempo per lavorare, per fare delle cose anche faticose. In altri casi ci rendiamo conto che dopo aver passato anche 10-15 minuti con altre persone, in realtà ci sentiamo svuotati dal punto di vista energetico. Adesso io non so se ci possa essere una misurazione scientifica di questo, ma è qualcosa che percepisci in maniera assolutamente chiara. Quindi decidere con chi passare il proprio tempo, ecco che per esempio se uno vive delle relazioni disfunzionali, viva Dio, la vita è una, Sì, sì, cioè è decidi vero. tu, puoi stare in quella condizione lì, però sappi che questo condiziona, come dicevi tu, la tua salute e la tua felicità, cioè entrambe le cose perché sono collegate. Ecco per esempio in questo periodo che la paura, l'ansia legata alla pandemia, queste cose qui, non gioca assolutamente a favore né della felicità, se vuoi, Mhm. né della salute delle persone, perché Anche comunque perché ti il mancano tuo anche le ambiente. relazioni, perché c'è anche quel discorso delle relazioni che secondo me incide tantissimo, perché effettivamente se non ti puoi neanche relazionare, tornando al discorso di prima, che sono le relazioni che danno felicità nella propria vita, effettivamente iniziano a mancarti dei pezzettini importanti. Guarda, da questo punto di vista qui, io, se vuoi anche per chiudere un po' il discorso sulla felicità, io mi sono fatto un pochino la mia idea. Allora, a me ha convinto molto il discorso di Aristotele, se vuoi, o di Seligman, che dice che attraverso la tua autorealizzazione, e poi ognuno decide che cosa vuol dire autorealizzare se stesso, nel senso che per qualcuno vuol dire fare dei fatturati milionari, per qualcun altro vuol dire semplicemente vivere a contatto con la terra, per qualcun Chiaro? altro avere una famiglia numerosa. Poi l'autorealizzazione è qualche cosa, è sempre quella domanda a cui dobbiamo rispondere: cosa siamo venuti a fare qui, qual è il senso del nostro stare qui? Però questo mi torna abbastanza. L'unica cosa che mi chiedevo però è, caspita, come arrivo a capire questa cosa? Cioè come arrivo a dare risposta a quella domanda per poi tendere all'autorealizzazione? E lì mi sono fatto un po' il mio percorso, se vuoi. E secondo me la cosa fondamentale, lo step iniziale da cui partire è la cura di sé. Ok, La cura di sé che prende comunque in considerazione le tre dimensioni, corpo, mente e spirito, torniamo a quello che abbiamo detto prima. La cura di sé perché nel momento in cui io inizio a prendermi veramente cura di me, che cosa succede? Che per forza di cose io devo portare consapevolezza su di me. Ecco che una volta che porto consapevolezza su di me, io mi conosco meglio. Cioè la consapevolezza di me vuol dire chi sono, che cosa mi piace, che cosa non mi piace, quali sono le cose che so fare bene, quelle che so fare male, di chi mi piace circondarmi, di chi non mi piace circondarmi. Quindi sto rispondendo, se vuoi, un po' a quelle domande che mi servono a capire qual è la mia direzione e poi posso andare verso l'autorealizzazione. Perché questo passa attraverso la cura di sé, secondo me? Perché nel momento in cui io mi chiedo che cosa mi fa, quando io mi prendo cura di me, vuol dire che faccio delle cose che mi fanno stare bene. E solitamente noi non siamo abituati a chiederci che cosa ci fa stare bene, vero. perché solitamente siamo un po' condizionati, se vuoi, anche qui dall'ambiente, cioè è la televisione piuttosto che i giornali che ti dicono che tu per essere ok ti devi vestire in un certo modo, devi seguire una certa moda, devi parlare in un certo modo, devi frequentare certi locali e tu credi che il tuo stare bene passi attraverso quelle cose lì. Perché? Perché lo fanno tutti e quindi tendi a farlo anche te. Poi magari, non lo so, fai quello che senti che tutta la gente fa e comunque la sera torni a casa e non sei felice. E quindi capisci che non è quella la strada. Allora secondo me prendersi cura di sé non è tanto seguire quelle che sono le indicazioni che ti vengono da fuori, ma trovare le tue indicazioni. E come fai a trovare le tue indicazioni? Beh, intanto secondo me vale la pena prendere in considerazione il fatto che non siamo appunto solo corpo o solo mente o solo spirito, ma dobbiamo cercare di trovare dei modi per soddisfare tutte queste tre dimensioni. E allora, per esempio, nel momento in cui tu inizi a dire ok, ho un corpo che mi serve per muovermi in questo mondo, perché è lo strumento che ho per interagire con il mondo, anche con le persone, lo faccio attraverso il corpo.
una pacca sulla spalla, un abbraccio, un sorriso, passa attraverso il corpo. E allora lì magari dici, ok, che cosa mi fa stare bene? E magari capisci che c'è un'attività fisica di un certo tipo che fa stare bene il tuo corpo, piuttosto che il fatto di alimentarti in un certo modo porta il tuo corpo a darti delle sensazioni più o meno piacevoli. E quindi piano piano, proprio per prove ed errori, capisci che cosa fa stare bene il tuo corpo, quindi come prenderti cura del tuo corpo. E poi se vuoi prenderti cura della tua mente, cioè il corpo se vuoi è un pochino come, non lo so, è l'hardware, no? La mente io la vedo un po' più come il software, quindi è come se io ho un bel computer, no, figo, ultimo modello, un super hardware, ma poi se su questo hardware non c'è montato Esatto. software, cioè, puoi avere l'hardware più figo del mondo, ma se è un Però se non sistema lo sfrutti. di 10 anni fa non puoi sfruttare niente. E allora è importante che tu ti chieda anche, ma la mia mente come è felice? Come può stare meglio? E allora per esempio qui c'è chi non lo so, può comprendere sempre per prove ed errori che per esempio, non lo so, il tenere un diario può essere un'attività per la mente piacevole, rilassante, che gli dà un senso di felicità, piuttosto che, non lo so, il leggere, piuttosto che il sentire quella necessità di voler imparare sempre qualcosa di nuovo. E questo è tutto cibo per la mente, no? Poi ognuno troverà le sue soluzioni proprio per prove ed errori. Sulla cura dello spirito io sono sempre un pochino restio a parlare di spirito perché in realtà già ne so poco di corpo e di mente, per me spirito è qualcosa che poi tocca una sfera così elevata dove magari bisogna entrarci in punta di piedi perché si vanno a toccare delle realtà personali che possono essere anche molto diverse, quindi la sfera religiosa, la sfera un po' della trascendenza, queste cose qui, però senza andare su cose di chissà che tipo, anche qui per prove ed errori, magari non lo so, la cura dello spirito può passare, senza dubbio attraverso le relazioni, come dicevamo prima. Senti qualche cosa, senti un calore dentro nel momento in cui stai con delle persone che sono allineate con te. E questo per me è una sensazione dello spirito, non è la mente che lo sente, non è il corpo che lo sente, sì, hai dei riflessi anche sulla mente e sul corpo, ma senti che è qualcosa un po' più grande, come se la tua energia, se vuoi, si entrasse in sintonia con quella di un'altra persona. C'è chi per esempio invece può passare attraverso la via della meditazione. Adesso... E tra l'altro io ho iniziato a farlo un pochino. Ci sono tipo delle app che ti aiutano un pochino a seguire questo processo. Lo faccio un giorno sì, un giorno no. Adesso sto cercando di intervallare, faccio alla mattina, poco prima di far colazione, ma dopo che mi sono svegliato in quella fascia di orario, faccio un giorno meditazione in senso, sembra una parolona, però diciamo cerco di controllare, di sentire il mio respiro, di prendermi quella mezz'oretta, e un giorno invece sport. Corsette o comunque magari un pochino di ginnastica in casa, dove comunque ci sono tutti i limiti sui movimenti, però cerco di fare un giorno sì, cioè un giorno meditazione e un giorno appunto sport, quindi spaccandolo, facendo proprio un giorno sì e un giorno no, ed è interessante perché comunque parti in maniera diversa. Adesso io lo faccio da circa 2 mesetti, quindi non è che lo faccio da chissà quanto tempo, però tipo dal punto di vista anche la meditazione sinceramente ero abbastanza scettico su quel tipo di approccio, perché comunque c'è tutta quella sfera religiosa che uno può essere d'accordo o non d'accordo, comunque insomma credere di più in una cosa piuttosto che un'altra, però effettivamente solo prendersi quel momento per sé e concentrarsi, perché alla fine quello che fai è concentrarti sul respiro, cioè non fai nient'altro che cercare di non pensare, cioè la sfida è concentrarti sul respiro e non pensare a tutto quello che devi fare durante la giornata. E io ho notato ad esempio che a livello di concentrazione sono molto più resistenti durante la giornata, cioè comunque sono come un po' più allenato, cioè anche se comunque tutte le mie giornate sono abbastanza intense, arrivo un pochino più... arrivo meglio verso fine giornata. Idem per il discorso dello sport fisico, cioè alla fine non faccio nulla di che se non un po' di stretching e un pochino di allenamento di resistenza, solite cosine che si fanno senza attrezzi a corpo libero, per capirci, ed effettivamente sono due cosine che adesso non so se sei d'accordo, però alternandole può dare qualche beneficio, ecco, in maniera chiaramente super amatoriale, cioè non faccio chissà cosa, ecco. Sono assolutamente d'accordo, infatti stavo per chiederti
quali risultati avevi visto e in realtà l'hai spiegato. E sì, di fatto ti stai prendendo cura del corpo, se vuoi ti stai prendendo cura del tuo spirito, in parte anche della mente, ed effettivamente poi allora le sensazioni sono un po' diverse da persona a Chiaro. persona. Io sono abbastanza allineato con quello che dici te, nel senso che senza dubbio un corpo, non dico un corpo da atleta agonista, ma un corpo che fa un po' di attività fisica, cioè che si mette in movimento, intanto ti dà una sensazione di piacevolezza, proprio, cioè stai meglio proprio a livello fisico e poi ti dà, secondo me, anche quello sprint in più per affrontare la giornata. Dall'altra parte la meditazione, secondo me, fa proprio quello che dici te, ti rende, se vuoi, un po' più equilibrato, un po' più resiliente. Dal punto di vista, se vuoi, anche semplicemente fisico, ha delle ripercussioni, perché si è notato che quando si medita, in realtà i battiti cardiaci si riducono e questa riduzione poi perdura anche nel tempo, si abbassa anche la pressione, quindi vedi come una cosa poi contamina l'altra. Esatto. Però parli di meditazione e la gente un po' si spaventa, però in realtà sulla meditazione, come dici te, è semplicemente fare qualcosa che ti consenta di stare con te stesso nel momento presente. Esatto, cioè, fine. Praticamente vaghi in giro. È vero. E quindi meditazione, uno dice io prego. Pregare è una meditazione, perché se vuoi nel momento in cui tu preghi sei presente a te stesso in quel momento. C'è chi fa meditazione andando a camminare al parco e anche quello è, se tu lo fai in maniera presente, anche quella è una meditazione. Sì. Oppure collegata al respiro, come dicevi te, quella, se vuoi, è una pratica millenaria, ma si era capito bene che siccome noi pensiamo di poter essere multitasking, ma in realtà Non è noi non vero. riusciamo a fare il vero multitasking. Noi in realtà possiamo passare velocemente da un'attività all'altra, ma non ce la facciamo a fare due cose contemporaneamente. Ecco che quando tu ti concentri sul respiro e rimani concentrato, diciamo, porti la tua attenzione, la tua intenzione sul respiro, ecco che per forza di cose, siccome hai un solo canale, non potendone fare un'altra, resti lì. E quindi di fatto se vuoi, ti allinei nel momento presente e ti vivi quel momento lì. Certo che inizialmente avrai una serie di interferenze esterne che ti porteranno a voler switchare continuamente. Sento un rumore, la mia testa va sul rumore. Guarda, la cosa più incredibile è che le prime volte che provavo a farlo, perché comunque è tutto da autodidatta, cioè la cosa bella di oggi è che su internet trovi qualsiasi cosa, dai videocorsi, videoguide, quindi effettivamente se uno ha piacere, diciamo, trova le informazioni che vuole. Però la cosa assurda è che se tu ti metti lì, dopo 15 secondi stai pensando ad altro. Cioè è incredibile quanto tu passi durante la tua giornata a rimbalzare da un concetto all'altro, da una chiamata, corri qua, corri là. Se tu ti concentri a provare a non pensare a niente è difficilissimo. Cioè il cercare di non pensare è una cosa incredibile. Infatti io invito chiunque, se non l'ha mai provato a fare, di prendersi mezz'ora e basta fare questa prova qua. Ti siedi, provi a concentrarti ed evidentemente non è così banale come sembra, assolutamente. No, infatti io, diciamo, consiglio, siccome poi c'hai la frustrazione di non riuscirci le prime volte, secondo me uno che si avvicina alla meditazione può tranquillamente iniziare con 5 minuti. Ah sì, è vero, che sono tantissimi. Sono tantissimi. Con 5 minuti va assolutamente bene, cioè nello stare magari ascoltando il respiro, come dicevi te, e nel momento in cui arriva un pensiero non catturarlo, ma lasciare che passi e che vada. Esatto. Restando sul momento presente, quindi sul tuo respiro. Ma ci sono delle meditazioni che vengono anche dalla mindfulness, chiamate meditazioni informali, che secondo me aiutano, se vuoi, ad avere un primo approccio. C'è per esempio la meditazione del lavare i piatti. Io questa la tiro fuori sempre perché io per tanti anni non ho avuto la lavastoviglie, vivevo da solo e dovevo lavare i piatti. Lavavo i piatti la sera perché non è che li potessi buttare e ricomprare ogni volta. Mangiare sui piatti di plastica mi sembrava carino.
Quindi io la sera mi mettevo lì a lavare i piatti e per me era assolutamente un momento meditativo, nel senso che io mi perdevo proprio su la sensazione del calore dell'acqua sulle mani, io non usavo i guanti, sul fatto di come la spugna scivolasse in maniera diversa a seconda delle superfici, l'odore che aveva il detersivo, il limone piuttosto che la... E io mi perdevo nell'assaporare quei momenti là. Ma io l'ho fatto per veramente diversi anni e trovavo piacevole questa cosa qui. Poi quando mi sono avvicinato alla mindfulness ho trovato che era una tipologia di meditazione informale che la mindfulness propone. E ho detto, porca miseria, facevo meditazione senza neanche saperlo. Quindi pensa quante volte noi ci siamo già avvicinati alla meditazione facendo delle cose senza sapere che è meditazione. Saperlo, e quindi ci spaventiamo di una cosa che magari già facciamo. Se dovessi pensare a mio papà fa una meditazione informale della mindfulness ogni volta che mangia, perché c'è una meditazione informale della mindfulness che ti dice, che ti spiega come provare a essere presente nel momento in cui tu stai mangiando. E mio papà è uno di quelli che masticano 74 volte il boccone, cioè lui mette giù le posate a ogni boccone. Ed è esattamente in meditazione in quel momento. Quindi se gli dicesse mio papà, dai, prova a fare meditazione, mi direbbe, ma vai in mona, è una cosa che invece lui fa da una vita. Quindi non spaventiamoci a volte di nomi, magari semplicemente perché questi nomi sono un po' americaneggianti e quindi sembrano un po' delle mode, sembrano cose difficili, la mindfulness di qua, cioè veramente anche fermarsi 5 minuti a pregare, se magari io sono credente, già quello è un modo di fare meditazione, se vogliamo. E i benefici comunque, ovviamente bisogna sempre cercare di essere costanti, perché sono cose che danno beneficio nel momento in cui diventano un'abitudine che noi portiamo avanti ogni giorno, come dici tu, magari a giorni alterni, alternando le pratiche, però i risultati alla fine assolutamente si vedono e anche qua basta solo sperimentare. Assolutamente. Guarda, io intanto ti volevo ringraziare di questa bellissima chiacchierata e sono particolarmente felice di tutti gli argomenti che sono venuti fuori. Ti volevo chiedere qualche informazione in più invece sul diario, che non conosco, non so cosa significa, cioè tipo quando dici diario è proprio prendere appunti della giornata, tipo una cosa del genere? Sì, allora, quello di tenere un diario, se pensi, è una pratica un po' senza tempo, nel senso che... Sì, da sempre, te lo insegnavano alle elementari anche. Ma se tu pensi, per esempio, non so, in qualsiasi epoca, il fatto di tenere le proprie memorie, di scrivere un diario, era qualche cosa che si tendeva a fare. Quindi questo sta a significare che probabilmente dietro a questa pratica c'è qualche cosa che effettivamente le persone hanno sempre sentito essere benefico per loro. Se è una cosa che è passata da un'era a un'altra ed è arrivata fino ad oggi, vuol dire che effettivamente è qualcosa che in un certo senso funziona ed è una pratica che effettivamente porta beneficio. Allora, sul tenere un diario, io se posso consigliare direi tenete un diario cartaceo, cioè scrivete. Se proprio non ce la fate, scrivetelo al computer, fatevi un vostro blog, fate quello che volete, però io consiglio proprio di tornare alla carta e alla penna. Sì, anche per il discorso di scrittura. Sì, perché l'interconnessione che c'è tra, diciamo, la mente, la coordinazione che c'è tra la mano che si muove è molto più profonda e quindi si arriva, se vuoi, su un livello veramente un po' più profondo. Però se uno dice a me mi piace scrivere, voglio scrivere al computer, sì. Una pratica, uno dice ma che cosa scrivo sul diario? Beh, se posso dare un'indicazione, uno si può prendere 10-15 minuti la sera ripensando a quello che gli è successo durante il giorno e magari trovando dei momenti piacevoli, magari anche un momento piacevole, perché non posso credere che in una giornata non sia stato almeno un momento piacevole, o qualche cosa che ti ha strappato anche un sorriso, se vuoi, visto che almeno nel mio caso per me il sorriso è comunque un momento felice. Ripensare a quel momento e descriverlo con più particolari possibile, sia dal punto di vista dei particolari, diciamo, più cognitivi, non so, ero in quel posto, c'era quest'altro, ma anche di particolari emotivi, cioè
tutto quello che tu hai vissuto in quel momento lì. Mhm. Ecco, di farlo ogni giorno, anche qui con costanza o a giorni alterni, se vuoi, questa secondo me è una pratica molto interessante che ci consente ogni giorno di entrare un po' più in sintonia con noi stessi. In che senso? Cioè, noi attraverso questa scrittura, effettivamente, provate a farlo, ci conosciamo un po' di più, cioè vengono fuori delle cose di noi che non sapevamo, ve lo garantisco. Se vuoi è un po' come farci una radiografia, cioè nel senso è un po' come guardarci Sì, sì, dentro a sì. fare una radiografia. E quindi io lo consiglio, se volete provarlo, provate a farlo così e poi eventualmente mi saprete dire. No, guarda, tipo io penso che un concetto che potrebbe venire fuori è che siamo cioè molto spesso noi siamo abituati a ragionare su quello che c'è al di fuori di noi e poche volte ci concentriamo su di noi, che forse è la cosa principale prima di affrontare tante cose. Effettivamente l'attenzione e anche il tempo che si dedica a noi stessi effettivamente è sempre poco rispetto a tutto quello che si dedica al resto. Ascolta, guarda Matteo, io ti ringrazio tanto, abbiamo fatto un sacco di parole, mi ha fatto super piacere, spero che ci siano stati spunti interessanti, insomma, anche per chi vedrà questo video, ma sicuramente ci sono state 2 o 3 chicchette super piacevoli. Inizierò a scrivere il diario, perché questa cosa qua non la faccio, non l'ho mai fatta, provo alla sera o alla mattina, meglio. Va, allora, se vuoi può essere, diciamo, un momento serale, che è un momento un po' di sintesi Ok, della giornata, dove pensando a quello che è stato la tua giornata, vai a scrivere quelle 2 o 3 cose che ti hanno colpito di più. Dico la sera perché poi difficilmente la mattina, quando ti alzi, hai perso un po' il ricordo dell'intensità di quello che hai vissuto il giorno prima. Invece la sera ce l'hai un pochino più vivo. Ecco che chiaro. magari una puntata in meno di una serie Netflix e una mezz'ora in più di scrittura diario, secondo me se ne va dai. Ok, benissimo, guarda, allora ti ringrazio un'altra volta e comunque per chi guarda questi video qua la cosa carina è che in verità abbiamo 2 o 3 puntate da creare, quindi insomma se questi argomenti piacciono sicuramente ce ne saranno dei prossimi molto interessanti. Buona serata, buongiorno, buon pomeriggio a seconda di quando state guardando questo video qua e ci vediamo semplicemente al prossimo video. Grazie mille e grazie Matteo. Grazie a te, a presto, ciao Andrea.